De Rosalia proposti in avanti. Tentativo di passaggio e subito il gol della Panormus a sbloccare il match. Il numero 9 Maraglino porta subito in vantaggio la squadra di casa. Battuta bassa e subito a spiazzare il portiere, segna il gol del 2-0 il numero 10 Ilardi. Rosalia prova a servire Maraglino che va da Parco, ancora Parco, prova il tiro, pallone salvato sulla linea dal portiere, sembrava stare passando tra le sue gambe ma è riuscito all'ultimo secondo a bloccare. Lotta per il pallone, riesce Bonfiglio a recuperare il pallone, si aspetta solo il via, arriva in questo momento il direttore di gara, palla a cercare i compagni in mezzo, in realtà si rivela in un tiro e colpisce la traversa. Parace alla battuta del fallo laterale, subito servito Bonfiglio che prova il tiro che si rivela però in un assist per Parco che per un pelo non riesce a trovare la porta. Riesce a tenere il pallone dentro, pallone tra le gambe di De Rosalia che prova il tiro e manca però di un pelo ancora una volta lo specchio della porta. Ancora però possesso Panormus. Ilardi tenta di servire di testa Maraglino che segna. Recuperato dal numero 7 al Città di Cinisi, però servito De Rosalia che prova il tiro da fuori area, si lancia in tuffo il portiere del Città di Cinisi. Maraglino serve Faraci che prova il tiro, pallone murato e poi Bonfiglio segna il gol del 3-0 dopo un'iniziale parata da parte del portiere della squadra ospite. Maraglino sulla battuta, batte in cerca della porta e trova il gol del 4-0 su punizione, doppietta per Maraglino, 4-0 per la Panormus. Dove vai? Gabri! Prova a lanciare in mezzo il pallone il Città di Cinisi, errore nel passaggio, palla nuovamente al Città di Cinisi, tentativo di tiro da fuori area, troppo impreciso, finisce in rimessa laterale. Matteuroni spiazza il portiere, 5-0 per la Panormus. Ha segnato dal dischetto il numero 18 Uroni Pietro. Ancora una volta alla meglio la Panormus che prova a verticalizzare ancora una volta, pallone tra le gambe del numero 18 che manca di un pelo lo specchio della porta. Ancora altro pallone recuperato dalla Panormus, tenta il tiro, errore da parte del portiere e pallone finisce dentro, gol di Nicolosi. Altro errore da parte del portiere della squadra ospite, a cui sfugge il pallone dalle mani. Termina dunque 7-0 il match tra Panormus e Città di Cinisi.